La situazione ad oggi, lo dico per la tranquillità dei cittadini di Treviso, è sotto controllo. Non a caso nel momento in cui abbiamo trovato i 3 positivi ci siamo attivati, nell'arco di 24 ore i nostri sono andati a fare i tamponi, l'igiene pubblica, grazie con la collaborazione delle forze dell'ordine siamo riusciti ovviamente a fare i tamponi a tutti i migranti della caserma Serena, trovando 133 persone positive. 133 positivi su poco meno di 300 richiedenti asilo ospitati attualmente alle Serena. Un focolaio scoppiato in pochi giorni che confina i positivi in un padiglione, ma anche il resto degli stranieri all'interno della struttura tra Casere e Treviso. Scelta obbligata considerando le condizioni dei contagiati. Sono tutti asintomatici, quindi problemi di nessun tipo da questo punto di vista, e ovviamente l'igiene pubblica poi andrà anche a analizzare i possibili contatti che queste persone possono aver avuto. L'obiettivo è identificare ogni possibile contagiato per un virus che, secondo il direttore generale, è meno aggressivo rispetto ai mesi scorsi. Il virus non è così virulento, passatemi sto termine, quindi non c'è questo rischio di un contagio brutto come poteva succedere 2-3 mesi fa. E d'altra parte ci insegna che è chiaro che nei luoghi di aggregazione si possono creare, il virus gira e per cui più stiamo insieme, più siamo a contatto, è chiaro che può avvenire anche questo. Un monito quindi per i casi di assembramenti in costante crescita soprattutto al mare, contagiati e non, che saranno nuovamente testati tra una settimana. Col dottor Rigoli si è già pensato di mandare fuori la task force e chiaramente di monitorarli continuamente in modo tale che la situazione sia decisamente contenuta e sotto controllo. Alla fine dei 15 giorni vedremo quanti di questi si sono effettivamente ammalati e quanti sono rimasti asintomatici, e questo ci servirà moltissimo anche per tutte le comunità scientifiche. Per Rigoli questo nuovo focolaio impone delle riflessioni sui controlli, prendendo ad esempio i tamponi nelle case di riposo e nelle residenze per anziani. Aumenteremo i controlli nel tempo e si potrebbe ipotizzare di controllare queste strutture come controlliamo l'RSA. Quindi questo è un ragionamento che stiamo facendo.